Da quelli che si sono collegati e grazie a Veneto Agricoltura, al suo direttore, alla dottoressa che poi ci darà dei dati, è un momento particolare. Sì, questa notte ha piovuto in alcune zone del Veneto, però fondamentalmente la siccità la fa la padrone e la fa la padrone anche nei vigneti, creando con il caldo e con tutta una serie di altri fattori un anticipo di vendemmia di 8-10 giorni, dato che non si è mai registrato e anche creando in alcune realtà, ad esempio la zona di Valdobbiadene, San Pietro, le zone diciamo patrimonio dell'umanità, ma anche in alcune realtà del Veronese dei grossi problemi anche per quanto riguarda l'uva e la vite diciamo, la resistenza della pianta anche alla carenza idrica. Dovremmo fare un ragionamento appena finiscono queste 2 settimane di ferie ferragostane in generale, perché noi in questo momento abbiamo una dichiarazione di stato d'emergenza da parte dello Stato, quindi potremmo attivare un'attività commissariale per capire dove fare degli invasi, cosa fare di alcune realtà in termini proprio anche di rifornimento idrico, perché non è un caso, potrebbe essere questa una tendenza e con le tendenze che abbiamo e con i dati che abbiamo dobbiamo comunque cercare di tentare di fare qualcosa e anche fare investimenti. Tornando al vino, avremo chiaramente una buona vendemmia, da quello che ho capito, ma poi sentiremo. C'è gli uffici, il dottor Dalla Bianca con i suoi collaboratori che hanno autorizzato una serie di diminuzione di rese di alcuni consorzi, hanno anche autorizzato, poi lo dirà, una serie di integrazioni di provvedimenti su alcune tipologie. Il dato però principale, lasciatemelo dire, al di là degli eventi atmosferici e della situazione che non è bella, è che abbiamo comunque una situazione mondiale estremamente difficile e delicata, dove i consumi per tutta una serie di eventi negativi sono in diminuzione e dove alla fine il conto lo dovremo fare negli ultimi 4 mesi dell'anno per capire quali sono le tendenze di consumi. Ci sono una serie di provvedimenti, ci sono una serie di idee, parlo anche come coordinatore degli assessorati regionali, c'è anche proprio da parte di moltissimi colleghi e del Ministero la volontà di bloccare gli impianti per il prossimo anno, c'è la volontà anche di fare tutta una serie di ragionamenti anche su alcune varietà. Però insomma non è il momento, non è la giornata. Io vi auguro un buon lavoro, ringrazio ancora Veneto Agricoltura per l'elaborazione dei dati e questo è un appuntamento importante. Il trittico, il giorno, sì, durante il mese di agosto probabilmente ci sarà anche meno presenza, meno ascolto, però anche questa data del 7 è una data importante per fare il punto della situazione all'inizio della vendemmia. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie, grazie Assessore. Beh, siamo al momento 82 partecipanti, avevamo 190 iscritti, quindi insomma confidiamo che Sono le andando ferie, avanti. dottoressa, sono le ferie. Sono le ferie, ma diciamo che chi è in campagna inizia a vendemmiare. Sì, fra poco si inizia anche, quindi insomma sono Esatto, giustificati. Buon lavoro. grazie, grazie Assessore. Diamo la parola allora adesso, visto che siamo partiti così spediti, al dottor Federico Caner, direttore di Veneto Agricoltura, per un indirizzo di saluto. Prego, dottor Caner. Sì, grazie, buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, tutto ok, Sì? microfono, bene. Allora, innanzitutto grazie, buongiorno a tutti. Come sapete, Veneto Agricoltura con Regione Veneto, la Direzione Agricoltura e Foreste con il direttore Alberto Zanol, che ringrazio, e ovviamente tutti i suoi collaboratori che saranno presenti anche oggi. ARPAV promuove anche quest'anno il trittico vitivinicolo. Come ha già detto l'assessore, non mi ripeto, vado velocemente, comunque insomma vedete tutti e sapete tutti che le alte temperature, le scarse precipitazioni hanno creato appunto questo anticipo fenologico di 8-10 giorni. Ovvio che ci sono state situazioni anche di fenomeni di stress idrico. Dall'altro, dal punto di vista fitosanitario, poi lo diranno ovviamente i responsabili regionali del fitosanitario, c'è un aspetto, vogliamo, diciamo, positivo nella sfortuna della
della scarsa acqua a disposizione che c'è stata una limitazione della peronospera e dell'oidio, quindi almeno da questo punto di vista un piccolo vantaggio c'è, anche se ovviamente il sistema dell'approvvigionamento idrico è il più importante di tutti. La produzione è una produzione stabile, la qualità la vedremo, perché adesso ovviamente entriamo anche nel vivo della campagna, diciamo, di raccolta, quindi è molto anche importante vedere cosa succederà in questo ultimo mese o ultimi 15 giorni, a seconda del tipo di varietà che andremo a vedere e a raccogliere. Quindi io mi fermo qua su questo, perché adesso ci sono anche i dati che verranno dati anche in maniera più specifica. Ringrazio l'assessore per l'attenzione che ha posto anche sul tema della questione idrica, perché effettivamente è da tanti anni che si discute di questo tema, e oggi come oggi non si può più prescindere da questo ragionamento di raccolta dell'acqua nei momenti in cui ne abbiamo anche troppa, a causa di precipitazioni, diciamo, concentrate, e al tempo stesso poi una siccità in altri momenti dell'anno che ci mette in difficoltà. Quindi ormai il tema, insomma, di lavorare, e noi come Veneto Agricoltura lo facciamo assieme ai consorzi di bonifica su tanti progetti. Io proprio questa settimana mi devo trovare anche con i responsabili dell'AMBI, e quindi insomma su questo bisogna lavorare. Certo che servono ingenti risorse, ma insomma l'assessore ha già dato la propria disponibilità tramite anche il Ministero a cercare ovviamente di reperirle, anche se non è facile. Sul blocco degli impianti ha fatto bene l'assessore a dirlo, perché è tanti anni che si discute anche di questo. In tutti gli altri paesi questa cosa avviene già, da noi no. È giusto fare anche una riflessione da questo punto di vista, perché comunque la crisi del vino c'è, soprattutto in determinati vigneti. Io chiudo veramente, però permettetemi nel chiudere di fare semplicemente dei ringraziamenti, non perché sono doverosi, ma perché li sento veramente, e vanno ad Avepa, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alle province autonome di Bolzano e Trenta, per la fornitura dei dati che trovate nella relazione generale disponibile anche sul sito internet di Veneto Agricoltura. Un ringraziamento al nostro ARPAV, al Servizio Meteorologico Regionale, per la relazione sull'andamento climatico stagionale che ogni anno viene presentato in questa occasione. Il CREA, Viticoltura ed Enologia, ovviamente nella sua figura del direttore Walter Chitarra, ma anche del dottor Patrick Marcuzzo, che interverrà più tardi e farà appunto il punto sulla vendemmia 2026 nelle principali regioni vitivinicole italiane, ma anche di Francia e Spagna, e questo è un bel sistema anche di confronto a livello europeo. Ovviamente un grande, grande ringraziamento a tutti i rappresentanti dei consorzi, delle cantine che ci aiutano, che aiutano tutti gli organizzatori del trittico a tenere costantemente monitorato il vigneto veneto, attraverso appunto la fornitura di questi dati e queste informazioni. Permettetemi di ringraziare anche tutti i miei collaboratori. Alcuni sono presenti, a cominciare da Alessandro Liviero, Michela Cerutti, ma insomma adesso non vado a citarli perché dopo mi perdo qualcuno, dopo gli altri si arrabbiano, ma insomma tutti coloro i quali hanno, dai dirigenti e funzionari, lavorato e continuano a lavorare per questo trittico, e ovviamente un ringraziamento alla Regione e all'assessore Bond, che è già intervenuto. Grazie e buon lavoro a tutti. Bene, grazie direttore. Allora, entriamo un po' nel vivo della giornata, diciamo, della parte più tecnica. Ricordo a tutti che l'evento è registrato, quindi le singole relazioni poi saranno reperibili sia sui social dell'agenzia, e le relazioni che vedrete presentate e i dati saranno poi pubblicati sulla sezione eventi del sito di Veneto Agricoltura. Quindi tutte le informazioni sono reperibili. Nel caso non trovaste qualcosa, volentieri scriveteci, nell'invito ci sono tutti i dettagli e tutti i link. Questo oggi appunto è il secondo incontro del Trittico Vitivinicolo Veneto. Oggi parliamo di previsioni vendemmiali, come diceva il direttore, nelle principali regioni viticole italiane. Quindi daremo uno sguardo a com'è la situazione nel nord-est Italia, proprio alla vigilia della vendemmia che sta già iniziando mi pare anche da qualche giorno.
Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Sicilia e poi uno sguardo anche alla Francia e alla Spagna. Ricordo che questo evento è un evento, diciamo, unico nel suo genere in Italia, anche perché appunto con questo incontro si vuol capire cosa sta accadendo nel mondo vitivinicolo, appunto non solamente con un focus legato al Veneto, com'è per esempio nel primo incontro che facciamo a giugno normalmente, in cui si va un attimo a vedere com'è lo stato del vigneto, che problematiche ci sono, come si pensa andrà la stagione. È un incontro più ampio. Il terzo incontro, che ricordo normalmente faremo a dicembre/gennaio a seconda appunto della disponibilità dei dati, lì invece andremo a dare il consuntivo della vendemmia per quanto riguarda il Veneto, però anche lì il respiro che diamo normalmente è sempre molto ampio, perché anche lì tratteremo problemi come la commercializzazione di prodotti, la distribuzione, problematiche, siamo molto più concentrati su problematiche di tipo economico e commerciale del comparto vitivinicolo. Quindi, chiusa questa parentesi di come è strutturato appunto il trittico, per chi fosse la prima volta che si collega e che magari non conosce il nostro formato, passiamo alle relazioni più tecniche. Abbiamo parlato tanto di temperature, crisi climatica, problemi legati appunto al clima. Quindi diamo la parola al dottor Francesco Rec dell'ARPAV, Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio, che ci presenta i dati dell'andamento meteorologico 2026 con un focus in questo caso sì soprattutto al Veneto. Prego, dottor Rec. Buongiorno, spero si veda la presentazione. Sì, benissimo. Spero scorra. Sì. E allora un saluto a tutti voi che mi ascoltate pazientemente e un ringraziamento a chi mi ha ringraziato. Vi mostrerò i soliti grafici, ci sono anche le conclusioni, ma traggo le conclusioni delle conclusioni all'inizio, come ci hanno già anticipato i relatori precedenti. È molto caldo, è un caldo maledetto, anche se non è un termine tecnico. C'è una fase di persistente deficit pluviometrico e queste due cose combinate insieme incrementano lo stress termico e lo stress idrico delle piante, ma anche degli esseri umani, degli animali, eccetera. Mi sarebbe piaciuto dirvi che siamo in condizioni eccezionali, che è un evento che non era mai successo e non succederà mai più. In realtà la cosa forse particolare è la persistenza di questi fenomeni mese dopo mese, ma in realtà non vi posso neanche dire che sono fenomeni eccezionali, sono elevate temperature che si erano già verificate negli anni scorsi. In questo caso c'è una persistenza, ripeto, e questi valori molto elevati si inseriscono in un trend, per cui le prospettive per il futuro sono in realtà che questi eventi si potranno ripetere negli anni prossimi. Ci stiamo addentrando in una situazione di rapido cambiamento del clima che molto probabilmente, non sono un profeta, ma insomma stando ai modelli, stando ai trend, che si ripeterà nel futuro. Come al solito partiamo dalle temperature medie di Conegliano, sono medie giornaliere, vedete l'andamento riferito da gennaio ad agosto, riferito alla media trentennale, la banda grigia che vedete individua le variazioni tra addirittura tra il 90° e il 10° percentile, per cui dentro quella linea grigia dovrebbe stare la gran parte dei dati, vedete che così non è. Le linee rossa superiore e blu inferiore indicano i massimi assoluti giornalieri del periodo e sulla tabella sotto trovate i valori decadali, quindi per gruppi di 10 giorni da gennaio a luglio. Come avevamo già visto nello scorso incontro, vi segnalo questa fase, spero che il cursore si veda,
questa fase che parte dalla seconda decade di gennaio ed arriva fino all'inizio di maggio, di temperature stabilmente superiori alla media. Vedete che i valori decadali sono tutti superiori alla media, in particolare la fase centrale di aprile è stata estremamente calda. Questa fase qui è stata estremamente calda, con valori anche superiori di 4 gradi alla media trentennale. Maggio particolarissimo, ha avuto una fase estremamente fredda, questa fase qui, meno 3 gradi centigradi rispetto alla media, toccando quasi un valore estremo giornaliero in basso, e poi le temperature sono salite in modo estremamente brusco. Vedete, l'ultima decade di maggio è addirittura di 5 gradi sopra la media, quindi passiamo quasi da un valore giornaliero minimo assoluto per il periodo a un valore che è quasi massimo assoluto, con un velocissimo incremento delle temperature in pochi giorni. Giugno procede anche se con qualche oscillazione, ma tendenzialmente con valori stabilmente sopra la media, in particolar modo diciamo in questa fase, vedete, addirittura 7 gradi centigradi nell'ultima decade del mese superiori alla media. Luglio le temperature sono comunque, salvo una breve pausa verso fine mese, stabilmente su valori superiori alla media. Vedete, a prima decade è quasi 3 gradi superiore alla media, lo stesso la seconda decade, un po' meglio la terza decade, anche se vedete che è dato da un contrasto fra un abbassamento delle temperature al di sotto della media, ma poco al di sotto della media per pochi giorni, per poi avere un'ennesima ondata di calore che li ha portati addirittura sopra i massimi del periodo, per cui abbiamo, ed è attualmente ancora in corso, anche se leggermente attenuata dai temporali di questa notte, abbiamo ancora una fase di elevate temperature in corso ad agosto. E per dirvela anche tutta, sentendo i nostri meteorologi, per carità avremo un attimino di abbassamento delle temperature nei prossimi paio di giorni, un abbassamento relativo delle temperature, ma le previsioni sono comunque per una stabilità fino a oltre la metà del mese dei valori termici su valori superiori alla media, per cui è una situazione che molto probabilmente rimarrà calda anche per le prossime settimane. Andiamo un attimino a vedere i grafici mensili. In questo caso abbiamo preso le stazioni della Pedemontana, intendendo stazioni che sono a quote tra 50 e 500 metri. In realtà non è proprio la Pedemontana, è il Veneto, è la pianura veneta settentrionale e le Prealpi, una parte delle Prealpi, zona direi viticola, ecco. Vedete le temperature di maggio. Vi ricordo che maggio ha valori del corrente anno superiori alla media, ma maggio ha avuto questo andamento molto particolare, quindi una fase fredda opposta a una fase calda, per cui è diciamo andato quasi vicino alla media. Vi segnalo che dal 91 al 2006 sulla Pedemontana non si verifica un trend, contrariamente agli andamenti degli altri mesi. Le temperature medie mensili non presentano un trend, anzi presentano quasi una discesa, vedete, negli ultimi 10 anni, quasi a dirci che in qualche modo il mese di maggio ha avuto delle varie fasi fresche. In giugno, intanto vi segnalo quella linea nera che è la linea di trend, ci dice che negli ultimi 30 anni le temperature medie mensili nella zona che noi chiamiamo Pedemontana, che insomma, capiamoci è la zona tra 50 e 500 metri, non è correttamente la Pedemontana, ma l'incremento delle temperature è di 0,86 gradi ogni 10 anni. Vedete come incrementano, vedete il 2003 che ha avuto temperature eccezionali,
Vedete però che in questi ultimi anni, in particolar modo abbiamo avuto il 2019, il 2025, eccetera, vedete che le temperature di questi ultimi anni si stanno avvicinando maledettamente alle temperature del 2003 e non siamo più in una condizione di eccezionalità, stanno diventando delle temperature che rientrano nel normale campo di oscillazione dei valori. Ecco, per cui abbiamo questa situazione. Ho riportato, cerco di scorrerli velocemente, la presentazione poi è disponibile, potete, come ho detto in altri casi, potete andarla a vedere, ho messo anche il mio indirizzo di posta, se ci sono problemi potete chiedere. Ho messo anche l'analogo grafico per la media delle minime, quindi semplificando molto è la media delle temperature notturne, diciamo così. Non ci sono grandiose differenze, però vi segnalo il fatto che la linea di trend è maggiore, è più pendente. Nel caso precedente avevamo più 0,86 gradi centigradi, qui abbiamo più 0,93 gradi centigradi per decennio. Vi ho riportato questi grafici perché abbiamo la sensazione, ma un po' corroborata dai dati, che sì, c'è un incremento, c'è un riscaldamento globale, ma le temperature minime sembrano aumentare più delle massime. Vuol dire che il raffreddamento notturno è meno efficace rispetto al passato. Ecco, prendiamola un po' così. Luglio, mese di luglio, anche qui vedete, non posso dirvi che le temperature medie mensili siano eccezionali, vedete che abbiamo avuto per esempio il 2015, abbiamo avuto il 2022, ma anche il 2024 con temperature simili, mentre il 22 e il 2015 con temperature superiori. Per quelli un po' anziani come me, che si ricordano bene il 2003, che è stato un anno eccezionalmente caldo, l'abbiamo visto nel mese precedente, bene in luglio del 2003 vedete che c'era stato un attimo di pausa, cosa che qui invece non c'è stata, per cui persistenza delle elevate temperature. Stesso discorso anche qui per le minime, la linea di trend è più pendente, anche in questo caso sembrano aumentare più velocemente. Ecco, poi appunto ragionando sulla persistenza ho fatto questo grafico, questo è centrato su Conegliano, è riferito alle temperature medie. Qui diciamo si vede un po' la particolarità di questo anno legata alla persistenza. È un grafico vigliacco perché parte un po' da una data strana, dal 21 maggio al 31 luglio, non si fanno i grafici così, sono andato, ho sparato dove sapevo che avrei trovato qualcosa, però vedete che in questo caso è un segnale di persistenza. In questo periodo, dal 21 maggio al 31 luglio, a Conegliano, le temperature medie di questo esteso periodo sono le più elevate dal 1993, superano anche la situazione del 2003, sono simili a quelle del 2022, sono molto elevate, per cui il concetto di persistenza più che il fatto che i valori dei singoli mesi siano eccezionali. Sulle massime, qui avete sempre per Conegliano, che ho preso in questo caso come riferimento, avete l'andamento delle temperature massime giornaliere e delle minime giornaliere registrate dalla stazione dal 21 maggio al 5 agosto, devo leggere. Vedete qui, guardate la linea dei 30 gradi, il superamento dei 30 gradi genera, suppongo anche nelle piante, ma sicuramente negli esseri umani e soprattutto in me, delle sensazioni di forte disagio. Vedete come abbiamo delle notevoli superamenti già a partire da maggio, abbiamo avuto 5 giorni seguiti poi da una brevissima interruzione da altri 2 giorni di temperature sopra i 30 gradi, poi qui abbiamo una lunghissima fase, per carità ha delle brevissime interruzioni, ma abbiamo 32 giorni dal 18 giugno al 19 luglio, abbiamo 32 giorni di temperature quasi stabilmente sopra i 30 gradi. Queste colorazioni vi dicono anche che siamo in queste fasi più scure su valori che superano il 10° percentile, per cui non sono
nella statistica trentennale così frequenti. Abbiamo anche qui poi un breve intervallo in cui le temperature, però vi faccio notare, non è che vanno molto sotto i 30 gradi, cioè per cui insomma, io cerco le ondate di calore magari seguendo i criteri, ma qui siamo su temperature di 28-29 gradi, un po' inferiori ai 30, e poi abbiamo un'ulteriore fase di 9 giorni, questo grafico è riferito a 2 giorni fa, l'ho fatto ieri. Abbiamo un'ulteriore fase di 9 giorni con temperature molto elevate. Qui viene registrato un massimo di 37,7 gradi centigradi qualche giorno fa. È un grado inferiore alla massima assoluta che me l'ero segnato da qualche parte, che era stata registrata nel 2015, il 22 luglio 2015 hanno stati registrati 38,4 gradi. Invece andando alle minime, questo massimo di 27,7 gradi centigradi è un massimo assoluto, non era mai successo a Conegliano che si registrasse una massima minima così elevata in estate, ovviamente. Quindi vuol dire che di notte, per essere molto banali, non c'è un beneficio, le case non si rinfrescano, ma i terreni non si rinfrescano, quindi abbiamo un disagio di giorno, ma non abbiamo una pausa notturna, non abbiamo un raffrescamento notturno, soprattutto dentro le case si sente questo, ma anche, credo, in campo. Adesso faccio un giochino così stupidino, vi mostro, questa è Conegliano, questa è Legnaro, gli andamenti sono molto simili. Notate che l'andamento delle minime è meno pesante, vedete? Quindi ci siamo trovati durante l'estate in una situazione di inversione termica tale che è tipica dell'inverno, ma non dell'estate, tale per cui salendo di quota, diciamo, le temperature notturne tendevano ad aumentare. È un effetto dell'enorme stabilità dell'aria che è compressa, che dà luogo a fenomeni di inversione termica. La pianura irraggia un po', ma salendo in quota le temperature rimangono elevate. Si vedeva bene anche venendo qui al lavoro a Teolo, sui tornanti, il termometro che di solito scende in questi ultimi giorni saliva. E proprio sui valori molto particolari delle minime ho fatto questa estrazione. Nei primi giorni di agosto abbiamo registrato dei valori di temperatura minima veramente elevatissimi, vedete, soprattutto sulla costa, quasi 29 gradi di minima, vuol dire che di giorno è un caldo infame e di notte rimane quasi un caldo infame. E qui vedete che Conegliano è in ottima posizione con questi suoi 27,7 gradi centigradi. Passiamo alle precipitazioni. Mi scuso per questa carrellata velocissima. Anche qui c'è un problema di persistenza. Vedete che da ottobre a luglio abbiamo tutti i mesi in deficit pluviometrico, esclusi gennaio e febbraio, che non sono mesi piovosissimi, però in particolar modo ottobre quasi un meno 40%, novembre anche lui, dicembre meno 60 quasi per cento, poi abbiamo marzo meno 20, aprile meno 66, aprile è un mese piovoso, siamo in primavera, quando c'è il massimo bisogno di acqua, meno 66%, maggio, giugno e luglio vanno meglio, però comunque si vanno diciamo, a collocare in una situazione di deficit persistente progressivo pluviometrico. Grafico a destra sulla regione Veneto è una stima delle precipitazioni cadute negli anni idrologici da ottobre a luglio. Vedete che il corrente anno, che è il 2025-2026, è decisamente sotto media,
non è il peggiore in assoluto, c'era stato il 2021-2022, ci ricordiamo la siccità, è simile al 2006-2007, è simile al 2011-2012, però siamo decisamente sotto media ed è comunque uno dei peggiori anni in termini di siccità, di carenza di precipitazioni dal 91-92. Questa è la mappa perché ci sono delle differenze regionali. Questo è quanto è piovuto alla vostra sinistra in millimetri dal 1 gennaio al 5 agosto 2026. A destra c'è la mappa di differenze rispetto alla media trentennale. Cosa si vede? Si vede che sulla pedemontana, ma anche poi sul bellunese, sulle prealpi, vedete che c'è un deficit importante, mancano 150-200 millimetri all'appello rispetto alla media trentennale. Per cui abbiamo una situazione che proprio sulla pedemontana, sull'Alto Veneto, risulta peggiore, con qualche macchia azzurrina, che sono posti dove si sono scatenati i temporali essenzialmente. Percorro velocissimamente le situazioni mensili, parto da aprile. Sulla pianura, vedete, sono caduti 20 millimetri, un po' più, un po' meno, con un importante deficit pluviometrico che va da 60 a 100 millimetri per il Veneto, per la pianura settentrionale. Ecco. Maggio, meno 17, non è male. In questo caso nel trevigiano e nel veneziano orientale è andata abbastanza bene, però vedete che per i bacini montani la situazione non è delle migliori, abbiamo un tendenziale deficit. Giugno, la situazione è meno 15, non sembra male, però in realtà le precipitazioni sono molto localizzate. Vedete che nel trevigiano abbiamo meno 40, meno 60 millimetri che mancano all'appello rispetto alle precipitazioni medie del mese. Vedete che anche il veronese, parte del padovano settentrionale, eccetera, sono situazioni in deficit pluviometrico che, ripeto, si va a sommare ai mesi precedenti e si va a sommare e va a essere peggiorato dall'effetto dell'evapotraspirazione che è prodotto dalle elevate temperature. Luglio meno 9, uno dice beh siamo nel campo di variabilità di valori attorno alla media, sì e no. Vedete che è piovuto bene, è piovuto un po' più della media nel Veneto meridionale, in alcuni settori qui del trevigiano orientale, del veneziano, però comunque permane una situazione di deficit pluviometrico tendenzialmente sulla montagna e poi nelle prealpi pedemontana. Le precipitazioni qui dell'ultimo mese, dall'1 al 6 agosto, vi ho messo questa brutta mappa a sinistra, sono caduti anche un'ottantina di millimetri, però nel settore settentrionale, qui vedete nel trevigiano una decina di millimetri, dove vedete bianco, non è piovuto, non ci sono piogge significative. Questa notte, mappa alla vostra destra, vedete che c'è stata questa strisciata, c'è una situazione di temporali in atto, possono riproporsi anche nei prossimi giorni, e qui abbiamo questa situazione così opposta. Vedete, a Salizzole sono caduti questa mattina 124 millimetri, è una cosa molto particolare. In particolar modo sono caduti una cinquantina di millimetri in mezz'ora. Voi capite che sono precipitazioni queste molto elevate, mai registrate, e sono precipitazioni che rischiano di fare più danno che avendo effetti positivi. Ecco, qui avevamo un caso di questo tipo, una cinquantina di millimetri in mezz'ora oggi a Salizzole. Ieri, mappa a sinistra, è successo a Valli del Pasubio, anche lì sono caduti circa una cinquantina di millimetri in mezz'ora, e queste precipitazioni fanno danno sicuramente. Ecco. Questo è Conegliano, è l'ultima, spero. È la situazione di Conegliano. Come faccio di solito, ho fatto un focus su Conegliano, vi mostro le precipitazioni cumulate da inizio di gennaio a ieri.
vedete, sono riferite a tutta la statistica, i colori sotto, la linea tratteggiata centrale è la media trentennale. A Conegliano sono caduti dall'inizio di gennaio a ieri 529 mm, la media sarebbe di 676 mm, mancano l'appello 150 mm. E questa è una considerazione. Poi vi segnalo però anche i lunghi periodi di siccità. Eravamo partiti da una fase con assenza di piogge di 59 giorni, che partiva dal 26 novembre e arrivava fino al 23 gennaio, dove è caduto 14 mm. Abbiamo questa importante poi fase che avevamo già visto l'edizione precedente, tra la fine di febbraio e diciamo la fine di aprile, inizio di maggio, 74 giorni dal 20 febbraio al 4 maggio. Sono per carità caduti 66 mm, però la media del periodo sarebbe stata di 215 mm, per cui capite che è piovuto molto poco. In maggio e all'inizio di giugno abbiamo degli apporti che quasi avvicinano questo bilancio alla media, ma poi vedete che dall'11 giugno ad oggi, al 5 agosto, non è oggi, ma insomma, abbiamo questa fase di 56 giorni dove sono caduti 61 mm, però ci saremmo aspettati 170-200 mm di pioggia, per cui diciamo che siamo in una situazione dove abbiamo avuto importanti e ripetute fasi di deficit pluviometrico rilevante. Ho messo delle conclusioni che lascerei alla vostra lettura, non ribadiscono il concetto della persistenza dei fenomeni sia in termini di elevate temperature che di siccità, per cui li lascio alla vostra lettura e chiudo ringraziandovi per la pazienza. Bene, grazie Francesco. Dico sempre che lo sentiamo tutti caldo questo clima, però vedere sui dati, sui numeri, effettivamente quello che sta accadendo, effettivamente ti rendi conto che non è solo una percezione, un sentimento, è una cosa più complessa, duratura, ed effettivamente quello che diceva anche l'assessore a inizio mattinata, emerge chiaramente il problema della siccità, soprattutto nelle zone montane, nella zona del Bellunese, credo, proprio dai dati che hai mostrato. Anche i bacini dell'Adige e del Brenta per la parte montana sono in deficit, in particolar modo il Piave, ma anche i bacini dell'Adige e del Brenta, insomma, per cui tutti gli importanti donatori di acqua per la pianura sono in deficit. Insomma. E questa è una cosa che mi pare negli anni scorsi, con le altre crisi, non era proprio così marcata, ma ultimamente mi pare, cioè appunto quest'anno si vede proprio questa marcatura un po' più pesante rispetto al passato. Il settore montano, sì. Esatto. Mentre in qualche modo, per assurdo, la parte meridionale della regione si colloca un po' meglio rispetto alla media. Esatto, ecco. però non in assoluto, diciamo così, rispetto alla media, ma non in assoluto. Assoluto. E in più il grosso dramma è che in questo bilancio entrano appunto quei 124 mm, quelle piogge forti, che chiaramente uno dice piuttosto che niente, è meglio così, però sono piogge che anche per il bilancio idrico, per l'agricoltura, eccetera, rischiano di creare danno, di non essere così efficienti, e queste cose richiederanno un approfondimento anche proprio sul concetto di pioggia utile. Esatto. E mi taccio, ringraziandovi ancora. Quello che ancora. diceva appunto l'assessore stamattina, appunto sulla necessità dei bacini. Bene, chiudiamo qui. Allora, grazie Francesco. Allora, adesso diamo la parola a Patrick Marcuzzo del CREA Viticoltura ed Enologia di Conegliano, che oggi interverrà 2 volte, appunto in questa prima fase, presentando i primi dati previsionali della vendemmia Veneto e Nord-Est Italia,
e poi al termine delle relazioni delle principali regioni vitivinicole italiane appunto ed europee, dando un po' di commenti sui dati in quanto CREA ha un osservatorio privilegiato per come evolve, per come sta andando la produzione vitivinicola, soprattutto lato anche fenologico, lato di stato del vigneto, e di conseguenza sicuramente Patrick può trarre appunto delle conclusioni di come sta andando. Quindi lasciamo la parola al dottor Marcuzzo per i primi dati previsionali sull'annata 2026, Veneto e Nord-Est. Prego Patrick. Sì, grazie Alessandra, buongiorno a tutti, anch'io rinnovo i miei saluti e soprattutto porto anche i saluti del mio direttore, dottor Walter Chitarra, che non ha potuto essere qui con noi oggi, ma ha detto insomma di rivolgere i più calorosi saluti per impegni istituzionali già presi e che è molto felice di questo sodalizio, di questa sinergia che si è creata tra enti pubblici e naturalmente porta il suo supporto anche lui, anche se da distante a questa giornata. Io sono qui oggi per cercare di fare un po' il sunto sulla situazione del vigneto Veneto, come ormai è la quarta o quinta volta che sono qui, ci siamo visti anche durante il primo trittico e cercherò un pochettino di dare la situazione più aggiornata possibile. Come sapete, in realtà, non so se vedete questa barra qua su o vedete solo la presentazione, vi chiedo, che non so se può dar fastidio. Solo la presentazione. Ok, perfetto. Innanzitutto ringrazio prima di tutto la rete di rilevatori che è sparsa nel territorio, che sono i veri attori della giornata, perché grazie a loro riusciamo a ottenere una serie di informazioni che poi io ho l'onore di portare un pochettino assunto. Si è ulteriormente ampliata anche quest'anno, anche il direttore di Veneto Agricoltura prima lo ricordava, quanto importanti sono, quanto è veramente doveroso ringraziarli. Io sottometto poi un questionario che elaboro le risposte. La prima delle domande che pongo è un po' come si definisce questa annata viticola, in poche parole. Abbiamo sentito prima Francesco quanto sia stata estrema dal punto di vista climatico, ma tutto sommato la percezione è che sia un'annata dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista produttivo, si presenta come un'annata nella media. Ora cerchiamo anche di capire i motivi per i quali la nostra rete riporta tutto sommato, se non un ottimismo, quantomeno anche una cautela attorno a questa annata. Abbiamo chiesto quindi di descriverla. Naturalmente qui non faccio altro che ripetermi rispetto a quanto ha detto Francesco prima. È un'annata calda, è di stress idrico, lo stress è diffuso e siamo in anticipo fenologico. Lo siamo stati sia dal momento del germogliamento di quella settimana, 10 giorni, mai è successo un germogliamento così anticipato. Abbiamo mantenuto in fioritura anche se abbiamo un pochettino rallentato e qua ci troviamo oggi con 7-10 giorni di anticipo, da lì non si scappa. Ma in realtà lo ricordava prima anche sempre il direttore di Veneto Agricoltura, quanto se da un lato piove poco, fortunatamente la pressione fitosanitaria, in particolare delle principali crittogame, Peronospora, Botrytis e anche Oidio, nonostante poteva essere un'annata da Oidio, non hanno fatto la loro comparsa. E tutto sommato anche la qualità al momento è buona, ma dipende un po' dall'evoluzione meteorologica naturalmente delle prossime settimane. Ora andiamo un pochettino nel dettaglio, naturalmente la mia relazione è anche cercare di fare un po' il sunto di quanto è successo fino ad ora e anche e soprattutto in una funzione di lettura del possibile impatto che hanno sulle rese produttive e sulla qualità. Parlerò un pochettino di grandine, ne avevamo parlato nel primo appuntamento, ne aveva parlato anche un pochettino Francesco, faccio un po' un allineamento alle ultime giornate. Abbiamo chiesto nell'asse delle ordinate, quindi alla percentuale intervistati, e nell'asse delle ascisse la perdita di percentuale che hanno avuto i diversi intervistati nella propria reale di competenza. Vedete come circa, più o meno se sommiamo questi due istogrammi, il 30% il 25% degli intervistati ha avuto un ammanco di produttivo di circa il 15%, che non è proprio
una percentuale trascurabile, soprattutto se la paragoniamo in realtà con quanto è successo l'anno scorso, dove addirittura nessuno lamentava una perdita percentuale più alta del 5%, nonostante abbiamo visto come le precipitazioni siano state inferiori quest'anno e quindi anche di conseguenza gli episodi di eventi di grandine, ma in realtà la grandine c'è stata in alcuni areali molto abitati e quindi ha causato qualche ammanco produttivo che quindi andrà sicuramente a inficiare su quella che è la resa potenziale finale. Ci siamo anche chiesti, ma esistono delle metodologie un po' più raffinate per poter ricostruire quello che è un presunto danno da grandine, oltre al questionario? Abbiamo preso spunto da questo lavoro, poi trovate anche negli estratti dei colleghi dell'Università di Padova e di Adelaide, dove in realtà per un altro caso, quello del recupero dalla- dalle gelate tardive, hanno utilizzato un indice NDVI da satellite per cercare di capire una differenza di indice di NDVI da satellite per cercare di capire se è possibile risalire a un presunto danno sulla coltura di interesse. Noi abbiamo fatto, riadattando un po' il loro studio, lo stesso esercizio sulla grandine, abbiamo prodotto questa mappa che vedete qua, con delle aree gialle, arancioni e rosse, tanto più rosse, tanto più alto è il danno. L'abbiamo un pochettino così confrontata con alcuni agronomi della zona e ci hanno detto che può essere anche una buona sovrapposizione tra ciò che vedevamo a satellite e ciò che in realtà succedeva a terra. E con l'idea naturalmente di poterla estendere a livello regionale, ma potrebbe essere anche uno spunto per dei prossimi progetti di ricerca. Quali sono però questi limiti di questo tipo di indagini? Innanzitutto la risoluzione spaziale. E poi il fatto che abbiamo utilizzato un indice NDVI che è abbastanza diffuso, ma che misura il vigore della vegetazione e non direttamente il danno sui grappoli. E poi gli altri due veramente limiti sono la disponibilità temporale limitata, quindi le immagini non sono acquisite quotidianamente dal satellite, quindi non c'è la disponibilità di un'immagine immediatamente prima e dopo l'evento, e la copertura nuvolosa, come vedete qui, non ci permette poi di fare questi calcoli sull'indice. Quindi naturalmente poterla estendere a livello regionale diventa un po' difficile, però può essere un esercizio quantomeno andare a circoscrivere alcune zone e anche un momento per poter ragionare su possibili contributi, però su possibili progetti. Questo naturalmente rimane quindi ancora ad oggi il metodo dei questionari forse il metodo più efficace, e quindi la presenza di fatti questionari che poi significa la presenza sul territorio di agronomi e gente esperta. Passo dalle avversità abiotiche a quelle biotiche. Abbiamo sentito parlare più volte della bassa pressione di malattia che c'è stata, ora cerchiamo un pochettino di quantificarla. Lo facciamo con questi tre grafici che sono un po' un sunto del progetto Vives, un finanziamento della Regione Veneto. Trovate le informazioni del progetto sui portali della Regione, che in realtà mira un po' a capire la variabilità che abbiamo intra vigneto della presenza della pressione di malattie, un po', e cercare un po' anche degli strumenti che possono avvalorare e aiutare a monitorare questa diversa differenza di variabilità intravigneto. Ad ogni modo, quello che vi volevo fare vedere quest'anno, con questi tre grafici che sono prodotti da tre diverse aziende del territorio trevigiano e veneziano, con questi pallini siamo andati a contare il numero di nuove infezioni e poi le abbiamo riportate, che vedete qua riportate in questo asse delle ordinate in scala logaritmica, e rappresentano le nuove infezioni di peronospora ogni 100 metri di filare. I pallini blu si riferiscono al 2025 e gli arancioni al 2026. Vedete come rispetto alle due annate abbiamo un ritardo della fase esponenziale, che sono di fatto infezioni secondarie di peronospora, tutti su testimoni non trattati, di circa 30 giorni. Se a questo sommiamo il fatto anche di avere un ritardo fenologico di una settimana, più o meno questa fase esponenziale ha avuto un ritardo di circa una quarantina di giorni dal punto di vista fenologico rispetto alla passata stagione. Capite quindi quanto bassa è stata la pressione di malattia e quindi anche l'ottimismo che è trapelato dalla nostra rete di rilevatori. Continuiamo, quindi se da un lato abbiamo visto i dati sul campo, abbiamo chiesto alla nostra rete qual è il livello di incidenza e presenza di alcune avversità biotiche rispetto alla passata stagione.
Quando l'istogramma è verde, la pressione è stata più bassa per peronospora, e l'abbiamo visto anche con i dati di prima, ma anche per botrite, e ci ricordiamo i problemi che abbiamo avuto l'anno scorso, soprattutto sulle varietà precoci, e poi anche per oidio, che poteva essere sicuramente un'annata di oidio, ma in realtà ha fatto veramente poche comparse, fortunatamente. Attenzione invece un pochettino più, e ancora nuovamente, l'attenzione si sposta verso il mal dell'esca, questo complesso di funghi che va un po' a intaccare la vite e alcune varietà in particolare, e poi anche il fitoplasma della fluorescenza dorata che qualche problema sta dando, non tanto sulla numerosità delle catture, che più o meno siamo del vettore, della cicalina vettore, quanto piuttosto sulla presenza di alcuni focolai. Si registra anche qualche presenza ormai di Popiglia japonica, ma è monitorata dal servizio fitosanitario della regione, però è doveroso riportarla. Se da un lato abbiamo chiesto la situazione in vigneto, da un lato chiediamo anche qual è il livello di preoccupazione. Ecco, rimangono ancora flavescenza e mal dell'esca le due preoccupazioni più importanti, a seguire poi dalle cocciniglie e tignole e tignoloette in particolare, che sono le più presenti, non danno particolari livelli di preoccupazione. Questo è un po' tutto per quanto riguarda le avversità in vigneto, quindi molto bene dal punto di vista delle criptogame, qualche attenzione in più per fitoplasmi e complesso mal dell'esca, e un po' anche per le coccinelle, per tutto il mondo dei fitofagi, diciamo. Cambiamo un po' argomento, parliamo un po' di qualità, abbiamo detto come si può descrivere questa annata e abbiamo diviso le risposte per la parte del Veneto orientale e per la parte del Veneto occidentale. Per quanto riguarda Glera, la qualità attualmente si presenta complessivamente buona, sappiamo come saranno fondamentali le prossime settimane, soprattutto anche in funzione di quanto ci diceva Francesco prima, e in particolare sull'attenzione alle temperature minime. Sappiamo come a ridosso Abbiamo capito come le temperature minime siano cambiate soprattutto, abbiamo visto nel mese di luglio, ma sono veramente fondamentali nelle prossime settimane a ridosso della raccolta, perché dalle temperature minime aumenta il metabolismo, il catabolismo dell'acido malico, quindi potremo avere una degradazione più veloce di questo acido con delle ripercussioni su quello che è il rapporto tra zuccheri e acidità. Ad ogni modo, la qualità ad oggi si presenta anche buona. Nelle aree interessate alla grandine si prevedono ripercussioni soprattutto sulla produzione, mentre gli effetti sulla qualità dovrebbero essere più contenuti in quanto gli eventi si sono verificati nelle fasi iniziali dello sviluppo vegetativo. La maturazione è in anticipo, almeno una settimana, in alcuni areali addirittura 10 giornate. Il pino grigio in generale anche qua una situazione abbastanza buona, soprattutto se la paragoniamo all'anno scorso, dove ci sono stati dei problemi di botriti e di marciume che hanno intaccato un po' la produzione, soprattutto nelle ultime settimane. Diversamente da Glera, assistiamo a una certa irregolarità di maturazione, in questo caso, soprattutto nei vigneti dove sono stati oggetto di grandini. Per quanto riguarda il comprensorio del Veneto orientale, per l'uva bacca nera la situazione è nella norma, non ci sono problemi di botrite, ma naturalmente sono veramente risicate le produzioni delle cultivar bacca nera. Per quanto riguarda il mondo vicentino e veronese, nella zona del Soave la Garganiga si presenta oggi in buone condizioni, si prevede una raccolta molto anticipata, è cruciale il mese di agosto, assisteremo a una vendemmia molto veloce, e questo è un altro elemento veramente caratterizzante questa annata del Veneto, cioè la finestra temporale tra le varietà precoci e quelle tardive sarà ridotta. Naturalmente con questo aumento di temperature assisteremo più velocemente al raggiungimento delle necessità termiche anche per le varietà tardive, e questa velocità di raggiunta di questa velocità, maggiore velocità con la quale raggiungiamo queste necessità termiche si traduce poi in un accorciamento di questa finestra temporale, e quindi assisteremo in genere ad una vendemmia abbastanza veloce. Per quanto riguarda il mondo Valpolicella, sappiamo un buon grado zuccherino, anche un elevato contenuto di sostanze coloranti. Occorre tuttavia prestare attenzione il più possibile al disaccoppiamento tra la maturazione tecnologica e fenolica, che è un fenomeno sempre più frequente nelle ultime annate, che ormai gli operatori, gli agronomi della zona, per mitigare questo problema, fanno ormai ricorso all'uso di corroboranti di origine naturale,
quindi caolino o altri corroboranti, questo appunto per mitigare questo disaccoppiamento. Un po' delle strategie che per anni sono state adottate anche dai colleghi di Centro Italia, che è un problema che ha riguardato soprattutto il Sangiovese. Anche qui, e qua mi ricollego nuovamente a quanto diceva Francesco, per gli effetti del cambiamento climatico risultano praticamente evidenti in questa stagione. Per osservare le differenze dei parametri qualitativi delle uve, la soglia altimetrica è stata indicata intorno ai 400 metri sul livello del mare. Cioè, cosa voglio dire? Che in realtà al di sotto di questa soglia non abbiamo delle grosse differenze tra il pianura e la pedecollina. E se mi unisco un po' alle parole che diceva Francesco prima, quindi di queste temperature che sono un pochettino più alte nella zona pedecollinare rispetto alla zona di pianura, fa un pochettino, aiuta un pochettino ad interpretare anche quella che è la minore differenza di maturazione che abbiamo tra la zona pedecollinare e la zona di pianura, e tendono un po' ad assomigliarsi dal punto di vista di temperature e anche dal punto di vista di cinetica di maturazione delle uve. Quindi per vedere le prime differenze dobbiamo veramente salire un po' di altitudine. Un paio di numeri, questi sono numeri sempre sul finanziamento della Regione Veneto, sul progetto Puntarazio, nel quale stiamo cercando delle alternative anche delle forme di allevamento che permettono di meccanizzare più facilmente il vigneto e anche di trovare delle alternative non posso dire, ehm, con l'introduzione di una potatura semi robotizzata. Per quanto riguarda Glera e Pinot Grigio, abbiamo dei dati che derivano da due vigneti che purtroppo però quest'anno sono stati oggetti parzialmente da grandine. Vedete come al di là del danno che hanno subito, quello che voglio mettere all'attenzione, vedete come il Pinot Grigio l'anno scorso, al 3 di agosto, avevamo 14 gradi babbo, e ricordiamo che l'anno scorso è stata comunque un'annata anticipata. Quest'anno abbiamo già all'inizio di agosto 2 gradi babbo in più, in parte è dovuto anche sicuramente al manco produttivo che c'è stato dovuto alla grandine, però nonostante i 2 gradi in più abbiamo avuto questa settimana una buona tenuta acida. Questo ci fa ben sperare da qua alle prossime settimane, al massimo quella dopo sarà quella di raccolta per questa varietà. Buona anche la tenuta del pH. Se vogliamo un pochettino estendere questi dati alle due varietà che sono un po' abbastanza, che sono diffuse nella parte orientale della regione, Pinot Grigio e Glera, ci appoggiamo un pochettino al lavoro che sta facendo Extended Vitis sul territorio, e vedete come ve lo faccio vedere per il Pinot Grigio, poi è uguale anche per la Glera. La riga con i puntini rappresenta, nell'asse delle ordinate riportiamo i valori di zuccheri espressi in gradi Brix e di acidità totale, nell'asse della scissa invece riportiamo la data. Le righe con i punti rappresentano i valori che sono stati registrati quest'anno. Tutte le linee che vedete qua sono le medie degli anni scorsi. Quella più marcata è l'annata 2025. Vedete come sia leggermente al di sopra, più o meno questo sarà il valore medio della media delle annate, quindi era già un'annata in anticipo dal punto di vista di accumuli zuccherini, ma le batte tutte 2026, quindi siamo veramente, veramente in anticipo di quella settimana, 10 giorni di cui si diceva prima. Un po' attenzione a quest'ultima settimana, in particolare questi aumenti di pH, che può diventare veramente l'elemento da monitorare nelle prossime settimane per cercare di ottenere il massimo dalle nostre uve. Abbiamo parlato un po' di dati, abbiamo parlato di qualità e cerchiamo anche di capire qual è la direzione che sta dando il mondo scientifico. Questa è una review del 2021 che mette insieme un po' tutto l'insieme, che mette insieme vari lavori e li cerca di raggruppare in macro tematiche. Vedete come il tema dell'irrigazione sia sicuramente il preeminente per il contrasto ai cambiamenti climatici, declinato poi in mille modalità, nella irrigazione tout court, nel governare il deficit idrico, nel riutilizzo dell'acqua, e anche naturalmente, ricordo un po' quanto diceva l'assessore prima, sulla possibilità di avvalersi di invasi e su come si sta muovendo la regione, che può diventare veramente un'ulteriore arma per i nostri viticoltori.
Quello che vorrei un po' spostare un po' l'attenzione, vedete che appena dopo l'irrigazione, in realtà la gestione della chioma sono, come numerosità di lavori, è il secondo grande tema centrale, ma quello che in realtà noi come gruppo di lavoro stiamo lavorando molto è sulla gestione del suolo e in particolare sul mantenimento della sostanza organica. Sappiamo come la sua ossidazione sia particolarmente legata alle temperature, ma il mantenimento della sostanza organica diventa veramente dal nostro punto di vista l'elemento chiave per poter mitigare gli effetti del cambiamento climatico e permetterci di avere ancora dei vigneti che siano da un lato performanti e che soprattutto non debbano dipendere troppo da interventi esogeni o interventi dell'uomo. Quindi stiamo lavorando attorno a questo tema, ci crediamo molto e sarà veramente un tema centrale nei prossimi studi di ricerca. Continuo un po' sempre sul tema della qualità, parlando un po' delle presunte date di raccolta. Per il Pinot Grigio alcune cantine hanno già aperto, per alcune basi spumate, soprattutto nel mondo veronese, è iniziata ieri o l'altro ieri, se non ricordo male, ma io credo che la settimana prossima sia la settimana cruciale, al massimo quella dopo di Ferragosto, dove inizierà anche la vendemmia dello Chardonnay. Nella prima decada di settembre avremo il culmine per Glera e per Merlot. Corvina il 7 di settembre, anche se addirittura si parla già l'ultima settimana di agosto di raccogliere le prime cassette, poi la Garganega. Siamo sempre in anticipo di circa quella settimana e qua quello che un pochettino mi preme credo che sia, nuovamente ribadisco, una vendemmia abbastanza veloce. Quindi quando si inizia io credo che velocemente anche si arriverà alla fine. Il tema ora delle rese e delle rese presunte. Riprendo un po', naturalmente per parlare di resa attesa devo cercare di mettere insieme tutti quegli elementi che vanno a incidere sulla resa, dagli stress biotici agli stress abiotici, dalla fisiologia della pianta e quindi come la pianta ha interpretato la risposta al clima in termini di fertilità, percentuale di gagione e peso dell'acida, e infine poi quelle che sono anche le gestioni così dei consorzi e quindi le gestioni politiche e le gestioni di tecnica culturale del vigneto. Sulla grandine abbiamo già speso un paio di parole, abbiamo detto che siamo un pochettino più penalizzati rispetto alla passata stagione. Un altro elemento che ho voluto chiedere agli intervistati è quella che può essere la perdita presunta dovuta ai rimpiazzi in vigneto. Spendo due parole attorno a questo tema. Sappiamo come negli anni scorsi, in particolare la fluorescenza dorata, ma anche il fatto mardellesca, stiano dando qualche problema, stiano dando più di qualche problema nei nostri vigneti e quindi c'è l'obbligo per la prima di estirpo, per il secondo c'è naturalmente la necessità di rimpiazzo per poter mantenere performanti i nostri vigneti. Però questi rimpiazzi vengono fatti in maniera diversa a seconda in particolare della dimensione aziendale e quando le aziende iniziano ad avere dimensioni aziendali un po' troppo importanti c'è una gestione un po' più diversa rispetto all'azienda piccola e quindi si tende un po' a fare dei rimpiazzi a blocchi, quindi va a penalizzare un po' quello che è il potenziale produttivo. Infatti un 30% degli intervistati stima per questa ragione una diminuzione di resa che variabile tra 5 e il 10%, che non è proprio pochissimo. Per quanto riguarda lo stress idrico, abbiamo sentito prima Francesco, abbiamo sentito prima anche il direttore Veneto Agricoltura, l'assessore su questo tema. Allora, se la pianura tutto sommato sta anche abbastanza bene, perché non si prevedono di fatti delle perdite per stress idrico in pianura, la situazione è un pochettino più difficile in collina, dove addirittura quasi il 50% dei intervistati prevede una perdita che si avvicina al 10, che è intorno al 10%. Ci sono veramente delle situazioni nelle quali non si arriva a portare acqua e speriamo che le previsioni dei prossimi giorni ci possano aiutare, ma ci sono delle situazioni di criticità. Questo è un pochettino il sunto delle risposte che ci sono arrivate, le abbiamo suddivise sull'asse ordinato per il numero di intervistati, sull'asse delle scelte invece le diverse varietà e quindi quella che è la stima della resa per le diverse cultivar. In rosso i dati di stima in negativo, in grigio le risposte invariate e in verde invece le risposte di stima attesa positiva. Ma naturalmente l'abbondanza di zone grigie e rosse determina quella che è
una prospettiva negativa di resa. La presenza di zone verdi invece dà una prospettiva attesa positiva. Ora, questo grafico ho cercato un pochettino di declinarlo meglio nelle prossime slide, adesso andiamo un pochettino a vederlo passo dopo passo. Inizio dalla prima in ordine fenologico, il pino grigio. C'è una prima tabella nella quale metto anche le intenzioni dei consorzi, questo è il DOC delle Venezie, anche per quest'anno c'è un blocco delle idoneità, hanno rivisto correttamente, anche dal mio punto di vista, la resa massima, da 170 a 160, prevedendo anche all'interno di questi 160 quest'anno uno stoccaggio amministrativo di 30 quintali ettaro. La resa produttiva per il 2026 per questa varietà è prevista in leggera diminuzione sia per la fertilità più bassa sia anche per l'acino un pochettino meno pesante. Gli ammanchi produttivi sono legati da un lato alla grandine, meno problematica invece la situazione nel Veronese. Difatti nel Veronese addirittura Doc Garda, se non ricordo male, ha chiesto la riserva vendemmiale. E anche nella provincia di Padova, tutto sommato, la situazione è abbastanza tranquilla. Quindi per questa varietà comunque in generale si prevede una leggera diminuzione rispetto alla passata stagione, bene quindi anche il consorzio che ha rivisto la resa massima in tal senso. Per quanto riguarda Glera non ci sono grandi novità, c'è il blocco dell'idoneità, naturalmente le rese massime sono rimaste inalterate, c'è stato nei 3 consorzi una politica diversa nella gestione degli stoccaggi amministrativi e negli attingimenti se abbiamo questa grande diminuzione dai 6.900 ettari ai 2.000 nel 2026, in realtà è legata al fatto che parte di questi 6.900 ettari sono entrati in maniera definitiva e strutturale nella DOC Prosecco. Nonostante questo, la resa per questa varietà si prevede in leggera diminuzione, sia per il peso dell'acido che è un pochettino più basso, sia per il fatto che alcune aree sono state oggetto di grandine, in particolare le aree del Trevigiano, del Veneziano, le aree di pianura soprattutto. C'è inoltre anche un ammanco produttivo per la difficile gestione delle fallanze, soprattutto nelle aziende di medie e grandi dimensioni. Insomma, abbiamo delle aziende che magari tendono, come dicevo prima, a rimandare questa gestione delle fallanze e questo può andare a incidere negativamente anche sulla resa prevista. Buona invece, come nel Pinot Grigio, la situazione del Padovano. Per la Garganega invece la resa produttiva per il 2026 è prevista in leggero aumento, non ci sono state misure diverse rispetto all'anno scorso sul governo delle produzioni, se non in realtà, e c'è una bella intervista sul Corriere Vinicolo di un mese fa del direttore di Cadiz e anche del consorzio Doc Soave, che hanno fatto una politica diversa sulla gestione dell'idoneità soave tra i vigneti di pianura e i vigneti di collina, premiando quest'ultimi. Ad ogni modo, per la Garganega si prevede c'è una maggiore percentuale di irrigazione di peso dell'acido, il numero di grappoli sono in linea con il 2025. C'è però una difficoltà veramente in alcune zone collinari dove il fattore di irrigazione può diventare veramente limitante, dove può andare a penalizzare le produzioni. Per quanto riguarda il mondo corvina, nulla di nuovo da parte dei consorzi, è prevista una resa massima di 100 quintali ettaro e uno stoccaggio amministrativo di 20. Anche qua si prevede una leggera diminuzione perché se da un lato abbiamo sì una maggiore fertilità in vigneto, quindi una maggiore numerosità di grappoli, dall'altro lato abbiamo un peso dell'acino più basso rispetto al 2025 e anche una maggiore accinellatura. Qualche problema legato sia allo stress idrico ma anche all'effetto termico, quindi alle scottature sul grappolo che vanno a intaccare anch'esse poi il potenziale produttivo. Come per il Garganega, anche in questo caso abbiamo delle situazioni in collina dove c'è un certo livello di preoccupazione e di criticità. Porto un pochettino assunto quanto detto fino adesso, quindi la variazione attesa della produzione nel 2006 rispetto al 2025. Per quanto riguarda gli stress abiotici, quindi gelate, di fatto sono state in linea con la passata stagione, invece abbiamo avuto più grandine, quindi per questo motivo ci attendiamo una previsione a ribasso della resa. Per quanto riguarda fertilità e allegagione, in generale siamo abbastanza allineati con la passata stagione, a causa degli stress idrici invece ci attendiamo un peso dell'acido in alcune situazioni un pochettino più basso rispetto alla passata stagione, quindi questo andrà anch'esso ad impattare sull'ipotetica resa.
Per quanto riguarda la pressione peronospora, in realtà non abbiamo avuto nemmeno l'anno scorso degli ammanchi produttivi, ma quest'anno abbiamo avuto sicuramente meno interventi antiparassitari, in particolare il biologico, dove l'anno scorso può aver sofferto, quest'anno non ha sofferto, quindi anche per buone notizie anche per le aziende a conduzione biologica. Fluorescenza dorata Madelesca sta portando qualche problemino in funzione della resa, appunto per la gestione delle fallanze. La botrite quest'anno è di fatto assente e quindi l'anno scorso qualche problema l'ho dato nella varietà grappolo compatto, quest'anno non dovevo avere problemi e per tale ragione ci attendiamo una resa leggermente più elevata. Questo è un po' il sunto della produzione in Veneto dal 2021 al 2025 in tonnellate. Questi dati li ho presi poi dalle diverse puntate che vengono presentate durante l'ultimo trittico di cui si parlava prima, a dicembre a gennaio. Questa è la produzione in tonnellate che vedete è oscillata tra i 1.350.000 tonnellate e 1.500.000 del 2022. Con questi due rettangoli rosa sono le due previsioni che abbiamo fatto nel 2020, le ultime due previsioni fatte nel 2024 e nel 2025. Nel 2024 abbiamo fatto una previsione, abbiamo anche centrato molto bene quella che è stata un po' la resa effettiva che viene poi in realtà mostrata a dicembre. L'anno scorso invece siamo stati un po' pessimisti perché prevedevamo più o meno mediamente di attestarci tra 1.400.000 e 1.500.000, in realtà abbiamo superato 1.450.000 tonnellate, che poi sono i dati che questo è un estratto della tabella che viene presentata appunto a dicembre dal dottor Barasciuti della Regione Veneto. Quest'anno, sulla base delle indicazioni e di quanto detto in precedenza, ci attendiamo di posizionarci intorno a 1.350.000 tonnellate, soprattutto per una diminuzione in glera e pino grigio. Sembra buona la garganega, un po' meno anche la corvina. Quindi dovremo testarci intorno alle produzioni alla 1.350.000, più o meno in linea con il 2023 e con il 2024. Vediamo un po' anche cosa dicono i nostri vicini. Partiamo con le due regioni autonome. Questi dati in realtà provengono dall'Osservatorio di Veneto Agricoltura. Io ho voluto un po' portarle assunto con questa slide e la prossima, che sono anche le ultime due, come abbiamo sentito prima da Alessandra. Troverete poi tutto il report esteso e caricato disponibile nel sito. Queste sono le produzioni delle ultime annate, dal 2021 al 2025. In entrambe le due province prevedono quest'anno un leggero aumento rispetto alla passata stagione. Sia per la maggiore fertilità e il peso degli acidi, non sembra abbiamo avuto problemi di stress idrico nelle due areali, e in provincia di Bolzano anche per l'entrata in produzione di nuovi vigneti. Anche il Friuli Venezia Giulia è ottimista quest'anno, più o meno le produzioni sono allineate se non leggermente al di sopra della passata stagione. Anche qui si osserva un certo anticipo di maturazione, l'invaiatura in particolare. Nelle varietà precoci non ci sono stati problemi che si sono avuti nella passata stagione in termini di botriti e di marciumi. Buona la legagione con i grappoli che sono mediamente più pesanti, soprattutto nelle zone dove dove si è irrigato, scusatemi, questo è un refuso. Con questa ultima slide io ho chiuso e vi auguro a tutti una buona vendemmia e vi ringrazio per qualsiasi domande, sono a disposizione. Grazie. Benissimo, grazie Patrick della esaustiva relazione. Comunque poi sarai con noi anche alla fine appena vediamo un po' le presentazioni sull'andamento della vendemmia delle altre appunto regioni italiane e della ovviamente Spagna e Francia. Qui magari poi ti chiedo alla fine di dare un po' il tuo sentore, insomma, fare un po' di considerazioni e poi ovviamente daremo spazio anche al pubblico e se ci sono domande in merito. Allora, partiamo subito, chiedo alla regia di mandare gli interventi. Partiamo con il Piemonte, quindi partiamo con l'intervento di Mauro Carosso di AIS Piemonte che ci ha spiegato appunto di come sta andando, di come si prevede vada la vendemmia in Piemonte.
Buongiorno a tutti, è un piacere anche quest'anno condividere con voi qualche impressione sulla prossima vendemmia 2026 che ormai è alle porte anche qui in Piemonte. Un'annata che in primavera ha visto una discreta presenza di piogge, quindi un inverno anche discretamente ordinario, che però le alte temperature hanno favorito una progressione molto veloce della parte vegetativa della pianta e quindi siamo di nuovo in un'annata che si preannuncia anticipata, ma che è già un anticipo sulla precedente che era già anticipata, e quindi dobbiamo affrontare questo problema che nel futuro sarà sempre una questione in qualche modo urgente. E quindi quest'anno la vendemmia per quel che riguarda le basi spumante dell'Alta Langa nelle parti più basse inizieranno nei primi di agosto. Assolutamente le uve danno delle analisi che in qualche modo suggeriscono di iniziare la vendemmia. E dopo il 15 di agosto si inizierà la vendemmia del moscato, e a seguire entro la fine del mese di agosto le varietà più precoci, per poi partire con le varietà rosse, soprattutto Nebbiolo e Barbera, nei primi di settembre. Ora dobbiamo fare alcuni distinguo che sono sempre più importanti in questi periodi. Fare un discorso generale è difficile, per cui bisogna in qualche modo contestualizzare le zone in cui hanno avuto una, come dire, non dico abbondanza, ma la possibilità di una riserva idrica e soprattutto di alcuni fenomeni di pioggia anche nelle ultime settimane. Le vigne non sono in stress, le vigne sono in condizioni ottimali, quindi non grande produzione, non abbondanza, ma una prospettiva importante per avere una vendemmia seppur anticipata di qualità. Zone invece che hanno patito di più lo stress idrico e soprattutto di qui al prossimo mese molto è ancora aperto, quindi molte cose possono succedere, anche perché la vite in alcuni contesti rinuncia ad andare oltre, quindi si chiude, quindi la vegetazione si ferma e anche tutto quello che è il processo di maturazione ha un rallentamento. Sarà molto legato alle condizioni sia di temperatura che si preannunciano in questa prima settimana d'agosto ancora molto elevate, almeno per quasi tutta la regione, e quindi il prossimo mese non dico che possa fare una differenza importante, ma potrà giocare un ruolo abbastanza importante in quella che è la qualità, la sanità delle uve e soprattutto di ottimizzare la vendemmia. Quindi tutti sono pronti, sono in qualche modo non preoccupati ma comunque attenti, e come nelle precedenti annate la differenza, oltre che i luoghi, oltre che i suoli, ovviamente le zone più sabbiose, più stress, zone più calcaree, argillose, più ritenzione idrica, quindi disponibilità anche per la pianta di avere una riserva, ma la differenza la farà e l'ha fatta la conduzione del vigneto, l'uomo che in questi anni ha imparato a gestire questo clima, questa carenza idrica che si fa sempre più importante, e quindi la differenza sostanziale sta proprio nella cura e nell'attenzione, e quindi anche il rinuncio delle ferie nei periodi canonici, perché ovviamente sono cambiati i tempi. Ecco, quindi questo è un altro dei problemi che attanagliano il mondo del vino, e quindi credo che al di là delle cantine piene parlare di previsione vendemmiale è certamente un ambito importante a livello tecnico, però bisognerebbe parlare un po' di più del vino, del consumo del vino, e anche di far sì che questo elemento che fa parte della nostra cultura abbia più attenzione da parte di tutti. Grazie. Buongiorno a tutti, è Lorenzo Graveri di ERSAF, Regione Lombardia, un ente omologo a Veneto Agricoltura. Sono qua in mezzo ai vigneti e con un gran caldo che anche in Lombardia ha caratterizzato gran parte della seconda parte della stagione vitivinicola. In realtà, tutto sommato, fino all'inizio di maggio, le premesse erano veramente molto buone in Lombardia. Potenzialmente poteva essere un'annata da ricordare, nel senso che avevamo avuto una ottima fioritura, avevamo avuto un buon carico produttivo, non avevamo particolari attacchi di insetti o di malattie fungine. Qualche attacco risultava alla fine di aprile, tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, di peronospora, ma successivamente insomma le condizioni erano state ottimali per avere una buona annata. Il problema è che dalla fine di maggio e fino a oggi, cioè inizio di agosto, abbiamo avuto una serie di ondate di caldo anomalo con dei record in Lombardia sia per l'ultima decade di maggio che per la seconda parte di giugno, e a luglio non abbiamo fatto i record, ma sicuramente le condizioni sono state decisamente stressanti sia per
l'uomo che per la vegetazione. Quindi si può dire che le premesse erano ottime in tutti i comprensori da cui ho qualche informazione, quindi dalla Franciacorta, dal Lugana, dal Garda, dalla Valtellina e dall'Oltrepò Pavese, ma il proseguo del fine della primavera e dell'estate in realtà hanno creato oggettivamente dei problemi. Ora come ora, diciamo, le zone che mi danno delle informazioni di resa inferiori rispetto alle potenzialità sono la Franciacorta, il Lugana e il Garda, dove abbiamo avuto un numero significativo di grandinate, e un po' meglio va per l'Oltrepò e per la Valtellina, dove il numero di grandinate è stato minore. Lo stress idrico è comunque in questo momento, inizio agosto, abbastanza significativo su tutte le culture, e un altro aspetto abbastanza particolare è la disomogeneità della maturazione ove le vendemmie sono iniziate. Le vendemmie infatti sono già iniziate per le basi spumante sia in Oltrepò Pavese che in Franciacorta. Per le altre varietà bisognerà attendere ancora qualche settimana, anche se nel complesso abbiamo almeno una decina di giorni di anticipo rispetto alla media degli ultimi anni. Dico abbiamo perché in questo momento l'abbiamo, cioè all'inizio di agosto, ma se le condizioni dovessero essere così stressanti, sicuramente, come sappiamo, l'uva tenderà poi a fermarsi e quindi anche lo sviluppo sarà limitato e probabilmente questo vantaggio lo potremmo perdere. Quindi è molto difficile fare in questo momento delle previsioni di resa, nel senso che in Oltrepò si stima verosimilmente una piccola variazione positiva, in Valtellina, dove abbiamo dei rossi che saranno vendemmiati tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, è sostanzialmente impossibile fare delle stime di resa, e in Franciacorta e in Garda e in Lugana i principali elementi di, chiamiamolo, disturbo sono le grandinate. Qualche altra informazione sulle principali fitopatologie: come vi ho detto, è un'annata in cui le malattie fungine a causa di queste condizioni meteorologiche sono state molto, molto ridotte, e anche non si presentano particolari recrudescenze di altre tematiche legate agli insetti. Oltrepò mi segnalano forse un leggero aumento dello Scaphoideus, e mi dicono forse anche perché i principi attivi non sono più così efficaci come quelli di 5 o 10 anni fa. Qualche informazione invece sul biologico: sicuramente in Lombardia il biologico non è in crescita, e in particolare, diciamo, abbiamo delle superfici significative in Franciacorta, ma anche in Franciacorta mi segnalano che complessivamente le superfici sono in calo rispetto alle annate precedenti. Particolari altre informazioni non ho da darvi, e vi ringrazio e ci vediamo l'anno prossimo. Quest'annata 2026 è partita molto presto, un germogliamento particolarmente precoce già a marzo, e tanto più che ai primi di aprile, quando nelle annate normali avevamo le gemme appena rotte, quest'anno avevamo già tralci di oltre 20-30 cm. Questo forte anticipo si è protratto avanti fino alla fioritura, e i primi fiori aperti li abbiamo trovati eccezionalmente intorno al 10 di maggio, e questo non era mai capitato prima. Tuttavia, dopo la prima decade di maggio, abbiamo avuto 2 settimane dove le temperature, le minime soprattutto, sono tornate ben al di sotto di 10 gradi, e qui abbiamo avuto questa fioritura che si è a un certo punto bloccata, per riprendere solo intorno al 18-20 di maggio. Cosa abbiamo ottenuto? Che questa differenza tra i primi fiori aperti e poi il grosso, no, delle infiorescenze ha creato questa differenza che poi abbiamo ritrovato anche all'inizio dell'invaiatura. Il caldo importante dei primi di giugno ha fatto sì che i primissimi acini invaiati sulle uve rosse li abbiamo visti alla fine di giugno, e questo è sicuramente una cosa eccezionale. Tuttavia dai primi acini sono poi passate diverse settimane, quindi questo buco fatto da questo periodo freddo di maggio ha suddiviso la maturazione, no? l'evoluzione delle uve
in 2 fasi. I primissimi li abbiamo visti presto, poi tutto il resto è arrivato poi nel mese di luglio. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo sicuramente una grande disomogeneità tra le uve, anche all'interno dello stesso vigneto, proprio per questo evento. Ci aspettiamo comunque una vendemmia piuttosto anticipata, che prevediamo arrivi verso comunque la fine di agosto, e una produzione sicuramente di soddisfazione, perché la fioritura, tutto sommato, l'ultima fase è stata veloce, abbondante, così come la messa di uva, il germogliamento e le fertilità media delle varietà rosse. Per questo ci aspettiamo, abbiamo ragione di attendere una vendemmia di soddisfazione. Ovviamente ci sono delle criticità, abbiamo numerosi temporali, diversi vigneti sono stati interessati da grandinate, in qualche caso anche abbastanza intense, grandine grosse, un po' come è successo in tutto il nord Italia. Inoltre c'è il tema della siccità. Ad oggi siamo riusciti a far fronte con abbondanti irrigazioni, ma abbiamo ancora davanti tutto il mese di agosto e non sappiamo come sarà. E questo potrebbe cambiare anche quelle che sono le nostre attese sulla produzione. Nota sicuramente positiva per l'annata, le avversità. Non ci sono stati particolari problemi di nota, peronospora praticamente non pervenuta, oidio piccoli attacchi ma assolutamente giusto per segnalazione, anche la coccinilla sotto controllo, tignoletta non problematica. Si conferma quest'anno che comunque il volo, le trappole a feromoni non sono uno strumento utile a misurare l'intensità di quello che sarà l'attacco. Tutto sommato non sembra ad oggi aver dato problemi, ma continuiamo a monitorare la situazione. Flavescenza e scafoideo, sempre problematiche, sicuramente non sono state influenzate da questa stagione, e continuiamo a fare la lotta obbligatoria a cui siamo sottoposti nel nostro territorio, e ci attendiamo appunto un'ottima vendemmia. Buongiorno dalla Toscana. L'andamento climatico nella nostra regione quest'anno ha fatto registrare un inverno molto piovoso, per cui non abbiamo al momento carenza idrica nei vigneti. Fino a inizio maggio infatti si sono registrati molti eventi piovosi, e questo ha fatto sì che i vigneti non siano al momento ancora in sofferenza. Nella prima metà di maggio, tra l'altro, si sono registrati eventi per circa 100 mm, quindi eventi anche particolarmente intensi in questo mese. Successivamente sono arrivate però le temperature molto alte. Abbiamo avuto con quella attuale ben 4 ondate di calore, di cui la prima eccezionale già a fine maggio. Quindi siamo ora in una fase di invaiatura piena ormai, e le piante stanno andando verso la maturazione. Come detto, 4 ondate di calore si sono registrate, ma complessivamente senza grandi problemi di stress idrico, in quanto appunto i terreni erano abbastanza riforniti nel corso dell'inverno e della primavera. Per quanto riguarda l'andamento fenologico, il germogliamento è stato precoce, poi successivamente abbiamo avuto una fase di rallentamento, e le fasi successive di fioritura si sono svolte più o meno nella media pluriennale, e l'invaiatura si è registrata con un leggero anticipo. Naturalmente per la vendemmia saranno fondamentali i prossimi giorni. Si prevede comunque di andare ad iniziare intorno alla metà di agosto con le varietà più precoci nelle zone costiere, per poi proseguire via via con quelle più tardive. Dovremo avere una vendemmia con un leggero anticipo, soprattutto se persisteranno le attuali condizioni di elevato caldo, e la qualità dell'uva si presenta generalmente buona. Ci sono stati alcuni eventi di grandine a macchia di leopardo, ma con danni che complessivamente non superano nei vigneti il 20%. Per quanto riguarda la gestione fitoiatrica, si sono registrate alcune infezioni di peronospora abbastanza precocemente, ma comunque non di gravissima entità, mentre l'oidio è al momento poco presente. Ci sono anche alcuni attacchi di black rot registrati a inizio giugno, soprattutto nei vigneti
a gestione biologica, quindi con impiego soltanto di prodotti rameici. Per quanto riguarda gli insetti, la tignoletta a fine maggio ha completato il suo primo ciclo, mentre per quanto riguarda lo scafoideo abbiamo avuto a fine maggio le prime presenze dell'insetto. C'è da registrare in questa annata anche una presenza abbastanza intensa di Fillossera gallecola, soprattutto sulle varietà più sensibili quali il sangiovese. C'è infine da segnalare in Toscana la presenza in molti vigneti di danni da eccesso termico o soprattutto radiativo. Infatti le giornate luminose, soprattutto nelle ultime settimane, hanno comportato alcuni danni sulle foglie e in presenza appunto di elevate temperature. E tanto è vero che diverse aziende nelle zone di maggiore qualità si stanno comunque rivolgendo all'impiego di mezzi di protezione quali le reti appunto ombreggianti. Nel complesso comunque si prevede una produzione nella media pluriennale degli ultimi anni e la qualità al momento è buona, in attesa appunto di vedere l'evoluzione dei prossimi giorni prima della vendemmia. E dalla Toscana è tutto, a voi la linea. Gianvito Masi, Regione Puglia. Agrometeorologicamente quest'anno, soprattutto in primavera, ci sono state notevoli precipitazioni. Praticamente da marzo a maggio sono caduti circa 400 mm di pioggia. Inoltre ci sono state in 40 giorni, ci sono state inoltre 40 giornate molto ventilate, un 38 giorni di bagnatura fogliare superiore alle 4 ore, temperature diciamo ordinarie fino a giugno. A luglio invece stiamo avendo temperature veramente molto alte. Però grazie alle precipitazioni del primo periodo si è attenuato un po' lo stress che poteva verificarsi, anche se attualmente sta facendo molto caldo. Ci sono state notevoli escursioni termiche che hanno comportato dei benefici alla maturazione fenolica e aromatica. Inoltre qualche grandinata, soprattutto nella zona del Foggiano, quindi nell'Alta Puglia, marzo, aprile e luglio. Riguardo allo stadio fenologico ci troviamo praticamente nelle zone più calde, quindi Salento e Foggiano, ad invaiatura piena dei vitini più precoci, mentre nelle altre zone ci troviamo a un 70% di invaiatura. Relativamente allo stato sanitario è stata un'annata che tutto sommato non ha dato molti problemi, né da un punto di vista della peronospora né da un punto di vista dell'oidio, anche se qualche piccola sacca c'è stata, né tantomeno dal punto di vista degli insetti, almeno fino ad ora per la tignoletta, poi si vedrà per la rigata, eccetera. E relativamente anche al discorso delle quantità dell'inizio della vendemmia, diciamo che ci troviamo con circa una decina di giorni di anticipo, soprattutto nelle zone più calde, Salento e Capitanata, mentre nelle zone più alte, tipo comprensorio delle Murge, del sud-est barese, Gioia del Colle di Castel del Monte, ci troviamo con 3-4 giorni di anticipo. Per quanto riguarda le previsioni quantitative, diciamo che la Puglia si manterrà al di sotto delle altre annate a livello produttivo, in quanto anche la Regione ha emanato un decreto in cui ha ridotto le rese, soprattutto per i GT Puglia, i GT Daunia, i GT Salento, i GT Valle d'Itria, i GT Murgia, e quindi sicuramente i volumi produttivi saranno inferiori. Questo sicuramente comporterà un aiuto da un punto di vista del bilancio degli stoccaggi di uva e permetterà anche di avere una migliore qualità delle uve. Da un punto di vista poi biologico, diciamo che negli ultimi anni la Puglia
è diventata una regione leader in questo settore e ha raddoppiato negli ultimi 10 anni le sue superfici condotte a biologico. Siamo arrivati a superare i 18.000 ettari. Quest'anno anche le uve condotte in biologico, diciamo, per il clima e per il modo in cui abbiamo imparato a condurre i vigneti in bio, stanno dando ottimi risultati. Io vi ringrazio e buona vendemmia. Buongiorno, per quanto riguarda l'andamento climatico che si è registrato in Sicilia, abbiamo avuto un inverno con piovosità superiori rispetto a quella che è la media trentennale. Andando un po' più nello specifico, in provincia di Trapani abbiamo avuto dal 1 settembre ad oggi incrementi del 30-35% di pioggia fino a 600-700 mm e temperature di 5-6 gradi superiori alla media. E anche a Pantelleria l'incremento della pioggia è stato superiore di circa il 15%. Nella provincia di Palermo abbiamo avuto incrementi di piovosità del 20-25% con temperature superiori di 2-3 gradi in più. E nell'Agrigentino si sono registrati incrementi di piovosità del 35-40% fino a 850 mm di pioggia in alcune areali e anche 2-3 gradi in più di temperatura. Nel Ragusano gli incrementi di piovosità sono stati del 10-15%, quindi fino a valore di 550 mm di pioggia accumulata e temperature di 3-4 gradi in più. Nel Siracusano la piovosità è rimasta però nella media, con temperature però superiori a 5-6 gradi in più. Nel Catanese e nelle aree a ridosso dell'Etna si sono registrati picchi eccezionali di precipitazioni rispetto alle medie storiche. Il mese di gennaio particolarmente è stato segnato da un'anomalia storica a livello regionale con una media di 186 mm di pioggia, un valore che è stato superato soltanto 2 volte negli ultimi 50 anni, nel 1985 e nel 2009. Gran parte di questo accumulo è dipeso da intense perturbazioni ioniche, come il ciclone R di cui tutti abbiamo avuto notizia, che ha scaricato ingenti quantitativi d'acqua proprio sui versanti orientali dell'Etna. Anche qui le temperature medie invernali sono rimaste complessivamente superiori alla media di circa 1 grado e mezzo, confermando il trend di inverno più caldo. In generale le temperature autunno-vernine sono state superiori alla media e la primavera è stata abbastanza fresca, intervallata con alcuni eventi piovosi, a volte anche abbastanza significativi. Dalla seconda decade di giugno però è iniziato un periodo di caldo prolungato che ha raggiunto punto di afoso nella seconda decade di luglio, in cui si sono registrate temperature oltre i 38 gradi, soprattutto nelle zone di pianura, nell'entroterra per effetto dell'anticiclone africano. A fine luglio però fortunatamente le temperature si sono mantenute sui livelli stagionali. La situazione climatica ha favorito un buon sviluppo vegetativo delle piante con produzione equilibrata e che ci aspettiamo essere in linea con una media quinquennale, salvo ulteriori picchi di caldo che si dovessero verificare durante la vendemmia. Fermo restando che in alcune areali e per alcune varietà si sono registrate infezioni di oidio e di peronospora anche di una certa entità per effetto della prolungata umidità primaverile. I vigneti che lo scorso anno sono stati interessati dagli attacchi anticipati di cicalina africana si sono sviluppati in maniera un po' più ridotta e anche l'attuale produzione diciamo che ne sta risentendo. Gli stress termici in alcune areali nei vigneti in asciutto hanno provocato delle scottature ai grappoli. È un'annata questa in cui si stanno registrando un po' degli estremi dal punto di vista climatico, però sappiamo anche che la vite è una pianta generosa che in questi casi reagisce con una maggiore sintesi anche di composti complessi, polifenoli, antociani, tannini, fitoalesine che influenzano positivamente la qualità. La vendemmia nelle zone più precoci è iniziata nella terza decade di luglio con il pino grigio, il moscato bianco e con le varietà destinate alle basi spumanti. Per la zona etnea prevediamo un inizio di vendemmia nella prima decade di settembre e con uve che ad oggi sono di qualità ottima. Quanto abbiamo detto si può anche estendere la viticoltura biologica siciliana. E la Sicilia vanta 33.823 ettari
di superficie ad uva biologica e il 26% di quella che è la superficie nazionale. È la regione con una maggiore superficie vitata e a livello regionale questa superficie biologica incide per circa il 35%. Per quanto riguarda invece la produzione di vino biologico, la Sicilia è la regione più rappresentativa a livello nazionale con una incidenza del 21,6%. Grazie per l'attenzione. Non è facile fare previsioni vendemmiali in questa annata 2026 anche in Francia. Anche qui si è deciso proprio a livello ufficiale, il Ministero dell'Agricoltura francese ha deciso di non dare nessuna previsione a causa di 3 ondate di caldo che sono iniziate a fine maggio per poi proseguire circa a metà giugno e poi riprendere anche a luglio, che hanno portato anche qui a una vendemmia decisamente anticipata praticamente in tutte le zone viticole a partire dal Midi, ma anche nei Pirenei orientali, ma adesso da metà luglio circa è iniziata anche la vendemmia nella Languedoc-Roussillon e anche nel Bordeaux. I dati, quelli non ufficiali, parlano di una vendemmia che si dovrebbe comunque attestare sui 36 milioni di ettolitri, un quantitativo che poi non si discosta di molto dallo scorso anno, ma anche non di molto da quest'ultimo quadriennio che ha in qualche modo evidenziato un calo generalizzato. Il tema centrale è come potrà essere da un punto di vista qualitativo e sappiamo quando abbiamo queste ondate di calore così forte l'impatto che si ha sia sull'invaiatura, sulla maturazione delle uve, si notano un po' in tutti i territori anche disseccamenti e anche grosse anche problematiche su molti grappoli. Quest'anno poi c'è stato anche quel fenomeno proprio di pochi giorni fa dei grandissimi incendi nella zona di Bordeaux, nella Gironde, che sembra non abbiano avuto un impatto sui vigneti, quindi senza quella pericolosa problematica anche del fumo che va a impattare poi sulla qualità del vino finale, quindi proprio per il sapore proprio di smoke taint, come viene definito in gergo, che poi impatta fortemente anche nella qualità del prodotto finale. Purtroppo appunto ci sono anche fenomeni meteorologici estremi come le grandini che anche quest'anno hanno funestato particolarmente alcune zone del viticole della Francia, grandi anticipi anche in una zona storica di produzione sia nello Champagne ma anche nell'Alsazia e quindi come un po' in tutte le altre parti d'Europa sarà un'annata che dovremo veramente giudicare tra qualche mese. Oggi è difficile e tutt'oggi siamo il 3 agosto e l'ondata di caldo sta superando anche qui in questo momento in Borgogna i 40 gradi, quindi è tutta una vendemmia da scoprire. Hola amigas, hola amigos desde España, desde Castilla-La Mancha, ya sabéis, la región más importante de viñedo de la Unión Europea. Ya tenemos alguna cifra estimativa de lo que puede ser la cosecha en esta comunidad autónoma, en este territorio. Dicen las cooperativas que es la principal empresa de nuestros viticultores, que estará en líneas similares al año anterior. 19,4 millones de hectolitros de vino y mosto es el dato que en este momento está muy abierto porque el efecto del cambio climático, con una cuarta ola de calor consecutiva que hemos tenido estos últimos días en nuestro país, puede arrebatar todavía y reducir los rendimientos que se esperan en una cosecha que ya está en marcha de manera inédita este año en nuestro territorio. Nunca se había empezado la vendimia a finales de julio y llevan ya las cooperativas y bodegas empezando a recepcionar los varietales como Chardonnay, también Sauvignon Blanc. Son variedades más tempranas que sin embargo se han adelantado hasta 8 o 10 días este año. Por tanto, la variedad más genérica de tintos, el Tempranillo Cencibel, también está próximo a iniciar cosecha. Igualmente el Airén muy desarrollado, que es la uva blanca con más presencia, por ejemplo, en esta comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha. A nivel nacional todavía no hay un dato que pueda darnos reflejo de cómo puede ser la cosecha, pero la tónica de otras comunidades autónomas está marcada también por las circunstancias que acontecen aquí. El efecto del calor puede ser un condicionante. Ya el año pasado redujo considerablemente la producción de vino y mosto en nuestro país, con cifras próximas a los 34 millones de hectolitros. El sector cree que la cosa estará más o menos por ahí. Allora, niente, abbiamo ascoltato questa raffica di interventi. Insomma, mi pare che il fattore comune sia il caldo, un anticipo di vendemmia e
e questa situazione climatica che è anomala un po' per tutte le regioni. Do la parola a Patrick Marcuzzo se ci sono dei commenti su questi, se hai dei commenti, Patrick, su questi dati da fare, e dopo ovviamente se qualcuno desidera intervenire, desidera portare qualche dato, la sua esperienza, insomma, siamo qui disponibili, abbiamo ancora una decina di minuti a disposizione. Prego, Patrick. Sì, Alessandra, grazie della parola. Dal canto mio, se potevo concludere la mia relazione dicendo che siamo in anticipo, che c'è una finestra temporale abbastanza ridotta, che saranno cruciali, temporale intendo nella vendemmia tra le varietà precoci e tardive, sarà molto veloce quest'anno, credo, e che saranno veramente cruciali i monitoraggi da qui fino alla raccolta, perché con questi colpi di calore, con queste ondate di calore diventa veramente fondamentale la gestione, e lo abbiamo visto anche nei miei dati di prima, di come può, dai dati che ho presentato, di come può cambiare velocemente la curva di maturazione. Mi sembra che molti degli elementi comuni che ho esposto per il Veneto in realtà li abbiamo ritrovati anche sia nelle altre relazioni nazionali sia in quelle estere. Forse ci sono dei distinguo magari da fare, in particolare per quanto riguarda la parte dell'Italia centro-meridionale, dove in realtà a differenza nostra fosse stata interessata da più eventi piovosi in questa prima parte dell'anno, mi sembra di aver percepito così, e quindi questo ha permesso anche di accumulare una certa riserva idrica in quei territori, e quindi ha permesso anche di fronteggiare forse bene queste avversità climatiche, quindi diventa veramente basilare anche qui un po', mi riallaccio anche a quanto diceva l'assessore, riuscire a contenere quest'acqua, magari che non sarà più disponibile nei momenti in cui abbiamo bisogno, ma dobbiamo cercare di capire come farla a contenerla. Dal punto di vista dello stato fitosanitario veramente non c'è nulla da aggiungere rispetto a quanto ho detto io, sono tutti molto tranquilli sulle criptogame fungine, forse qualche perplessità in più ho sentito sulla falavescenza, non è più un elemento che caratterizza il nostro territorio. Anche sulla cicalina africana ho sentito un po' di parole dal collega della Sicilia, quindi il mondo insetti, il mondo fitofagi forse sarà sicuramente quello un po' più da attenzionare nei prossimi anni. Sulla qualità non ho sentito preoccupazioni, perché tutto sommato si parla di qualità buona. E naturalmente ribadisco l'importanza dei monitoraggi, che diventeranno un po' fondamentali. L'anticipo fenologico è stato più volte rimarcato, addirittura l'ultima intervista dalla Spagna ci ricordava come mai è successo che abbiano iniziato addirittura a fine luglio con le varietà precoci, e quindi a conferma appunto di questo anticipo fenologico che non ha riguardato solo il nord Italia né il sud Italia, ma in generale tutta la penisola iberica naturalmente, ma anche i cugini dell'Oltralpe. E questo naturalmente ci fa un pochettino riflettere, ma se pensiamo anche che le ondate di caldo che abbiamo visto nei telegiornali, che hanno interessato tutto il nord Europa, da Parigi, Berlino, a Madrid anche, e quindi è una situazione veramente estesa a livello europeo. Non c'è preoccupazione neanche dal mondo delle rese, più o meno Francia e Spagna, da quello che ho capito, confermano le produzioni della passata stagione, qualcosa meno in Puglia, in Sicilia bene, insomma mi sembra tutto sommato, nonostante questa difficoltà nella gestione del clima, io credo che anche i nostri viticoltori, non solo i nostri, ma anche quelli di altri territori, abbiano veramente capito, interpretato e riescono anche in qualche maniera a reagire e a fronteggiare queste difficoltà climatiche. Altro non ho da aggiungere, io ti rilascio anche la parola, non voglio dilungarmi troppo, e sono qua, insomma, con uno scappo. Certo, grazie. Se ci sono delle domande dal pubblico, vedo che comunque alcuni dei nostri relatori che ringrazio, che come ogni anno ci mandano i contributi, come anche il dottor Masi della Regione Puglia, vedo che è collegato. Mi spiace perché non vedo purtroppo dalla mia
dal mio Zoom non vedo tutte le persone che ci sono collegate, cioè non riesco ad avere il video completo, però ringrazio comunque tutti perché, come si diceva stamattina, anche questo appuntamento del trittico è frutto di un lavoro di squadra e come dicevamo appunto questo monitoraggio continuo, il fatto di parlarci e di scambiarci anche informazioni nel momento in cui appunto si lavora insieme, credo sia utile e sia importante per tutti, insomma, per tutti gli stakeholder, per tutti quelli che lavorano su questo tema. Se ci sono delle domande, digitate in chat oppure se volete tranquillamente intervenire in questi ultimi minuti, se no chiudiamo e ci diamo appuntamento in presenza in Corte Benedettina a Legnaro, come sempre, per l'ultimo appuntamento del trittico vitivinicolo tra metà dicembre o primi di gennaio per appunto i dati di consuntivo e parlare di tematiche più legate all'aspetto, diciamo, commerciale e economico del settore vitivinicolo. Bene, se non ci sono domande, allora direi di chiudere qui. Ringrazio tutti per la partecipazione, per la presenza, perché comunque siamo rimasti sempre attorno ai 100-102 persone connesse, quindi grazie ancora e grazie per essere rimasti con noi fino alla fine.